I bambini e ragazzi coinvolti sono 10 in tutta la provincia, i genitori denunciati 20. Sono accusati dell'assenza da scuola per oltre la metà dei giorni di frequenza previsti. A muoversi la Procura di Padova, che contesta il reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori che la legge italiana prevede per 10 anni, dai 6 ai 16, e cioè fino al secondo anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado. Casi sparsi in provincia, uno anche a Padova città. Io sul tavolo ho una richiesta, appunto una segnalazione fatta da una scuola superiore che riguarda una sedicenne, però potrebbero essercene alcuni di Rom che praticamente non frequentano, quindi i genitori devono rendersi conto dell'obbligo e del loro dovere nei riguardi dei figli. Un provvedimento che arriva dopo un percorso che parte dai dirigenti scolastici in collaborazione con i comuni di residenza degli studenti, che dopo la fase di ammonimento arriva alla denuncia. I genitori rischiano, sulla base del cosiddetto decreto Caivano con pene inasprite lo scorso settembre, fino a 2 anni di carcere. Prima di arrivare a questo, scuole e amministrazioni comunali tentano altre strade. I genitori vengono chiamati a colloquio, vengono informati e vengono anche sostenuti perché ci sia proprio questa presa in carico dei diritti dei ragazzi nei confronti dello studio e della scolarizzazione.